Ed eccoci ben ritrovati amici, una nuova tappa della Via dei Presepi. Quest'oggi siamo a Colle Umberto, chiesa di San Tommaso, e siamo in compagnia di William Novigioto, che è un componente del gruppo degli amici del Presepi di Colle Umberto. Ben ritrovato William. Raccontaci un attimino che scena c'è dietro di noi. Sì, allora questa qui è la scena di un borgo contadino, la scena dove si svolge praticamente una vita quotidiana. Abbiamo una serie di mestieri che vengono praticati durante il giorno, quindi abbiamo il fornaio, abbiamo il pescatore, abbiamo il taglialegna, tutte quante statuine in movimento. Questo qui è un presepio che nasce da un gruppo di ragazzi, di giovani di Colle Umberto, che sono appunto gli amici del presepe. Ci ritroviamo la sera, quando c'è la possibilità, ci ritroviamo la sera per costruire e per creare appunto questo momento di piacevole godimento per guardare il presepe insieme a tutti quanti la comunità di Colle Umberto. William, mi dicevi che è anche un presepio ciclico, nel senso il giorno si alterna la notte in maniera continua. Esatto, qui abbiamo praticamente il giorno intero che si svolge appunto dall'alba fino al tramonto e poi durante tutta la notte. Durante la notte si può vedere, perché è messo in evidenza, la nascita di Gesù Bambino e quindi c'è la Madonna che copre con un velo il bambino appena nato. Siamo questo gruppo di giovani, chiamiamoci così. Praticamente io saluto e ringrazio per la collaborazione Alberto, Francesco, Giuseppe, Ivo, Roberto e William. E che sei tu? E che sono io. William, noi intanto ti ringraziamo perché è un bellissimo presepe, come lo sono Grazie tutti mille. quelli di questa rubrica. Natale è passato, quindi gli auguri non si possono più fare, però auguriamo a tutti quanti, visto che è la un vigilia buon di termine. Capodanno. Esatto, un buon termine, un felice anno nuovo 2024. Ultima cosa, gli orari. Gli orari sono aperti tutti i giorni dalle 8:30 alle 17 e la domenica dal mezzogiorno alle 17:30. E quindi anche noi vi invitiamo a venire qui a Colle Umberto, nella chiesa di San Tommaso, a venire a trovare gli amici del presepe di Colle Umberto. Vi aspettano con una buona cioccolata calda per venire a visitare questo bellissimo presepe animato. Grazie e alla prossima. Grazie a tutti.